Qua dentro si respira il profumo di pane, di dolci, di pizze, ma penso anche il profumo di voglia di fare. Sono piccole storie di successo d'impresa come questa che fanno grande il Veneto. Il Veneto di chi, e sono i nostri imprenditori, sanno credere in un progetto, sanno lavorare con passione, sanno investire nel loro lavoro. Con I Like BCC incontriamo una splendida realtà dell'Alto Vicentino che ci fa respirare i profumi dolci e fragranti del pane fresco e della pasticceria artigianale. Una scelta, quella delle tre sorelle Gasparini, Giovanna, Sabrina ed Elena, che parte dal paese, dal panificio dei genitori Marco ed Anna nei primi anni 70 per arrivare all'azienda di oggi. Un laboratorio artigianale con linee di produzione specifiche e stagionali, quasi 50 addetti alla produzione, alla distribuzione, al back office e al front office nei 7 punti vendita. È un lavoro che evolve in continuazione a seconda dei gusti e delle tendenze. Cosa deve avere oggi un'azienda per avere successo? Beh, sicuramente deve avere passione nel lavoro, nell'attività che sta svolgendo e poi anche tanta voglia di mettersi in discussione, di vedere se quello che sta facendo va bene e eventualmente anche avere il coraggio di confrontarsi con le persone esterne. Non sempre si hanno tutte le risposte, quindi bisogna avere anche il coraggio di chiedere, di informarsi. Le occasioni di incontro e di stimolo create da Banca Alto Vicentino, la BCC di riferimento del territorio, per spiegare, fornire consigli e strumenti di informazione e di confronto, servono e possono essere di grande aiuto a chi ha un'idea da tradurre in attività di impresa. Il successo arriva, ma a certe condizioni. E noi siamo una banca del territorio che conosce molto bene la clientela, i loro valori e le loro storicità. E il mondo bancario è molto cambiato negli ultimi anni e abbiamo visto quanta normativa ha modificato la relazione banca-cliente. La nostra volontà è che Banca Alto Vicentino assieme a Confidi Nord-Est inizi un dialogo costruttivo, sereno e prospettico con i nostri clienti, con i nostri soci. E i cambiamenti sono molto importanti, le aziende devono capire che non possono più improvvisare, devono cominciare a pianificare e a curare e risolvere eventuali anomalie andamentali o di bilancio. Il consiglio che do adesso: partiamo con un dialogo, i nostri gestori quando vanno in visita, oppure anche Confidi Nord-Est quando va in visita, è il momento di esporre quelli che sono i programmi, insieme alla banca possiamo predisporre dei business plan e vedere se effettivamente l'investimento e le prospettive dell'azienda sono buone. Tra l'altro questi check-up che vengono fatti con i business plan mettono alla luce anche eventuali anomalie, parliamo eventualmente della depatrimonializzazione. Abbiamo ottimi consigli per risolvere queste situazioni, perché il futuro, bisogna dirlo, le aziende devono essere patrimonializzate, non possiamo più avere situazioni ibride come è stato in passato. Fare impresa oggi si fonda sulla ricerca della qualità, della diversificazione, dell'innovazione. Il prodotto è solo una componente dell'essere impresa. Quanto conta l'innovazione nell'azienda di oggi? Beh, secondo me è fondamentale, cioè nel momento in cui uno pensa di poter star fermo e fare continuamente quello che fa, vuol dire che ha già intenzione di chiudere, cioè non è possibile non pensare qualcosa di nuovo, ma non è necessariamente innovazione di macchinarie, è proprio l'innovazione del servizio, della mentalità, anche proprio delle forme, del modo di fare impresa, anche solo della gestione del personale. Faccio un esempio: adesso stanno avanzando tutte le politiche di welfare nei confronti del personale. Ecco, bisogna pensare di fare innovazione a 360 gradi, le opportunità ci sono, bisogna coglierle. Ma non devono essere l'unico motivo per cui viene fatto l'investimento, cioè l'investimento deve comunque reggersi indipendentemente dal contributo, deve avere una sua finalità, deve avere un suo ritorno economico, fiscale, finanziario, insomma deve reggersi. Se poi il contributo arriva è sicuramente una boccata d'ossigeno per l'azienda, che magari investe in qualcosa di nuovo che magari non avrebbe pensato fosse possibile all'inizio.
L'ultima operazione che avete affrontato, una delle operazioni più importanti con Banca Alto Vicentino, Banca di Territorio e Banca di Credito Cooperativo. Sì, è stata proprio quella riguardo al finanziamento dell'impianto fotovoltaico, che per noi è stato uno degli investimenti più importanti, al di là appunto dell'investimento immobiliare. E in quell'occasione diciamo che abbiamo avuto veramente la possibilità di lavorare insieme tra azienda e Artigianfidi, che adesso si chiama Confidi, e banca, e abbiamo trovato una soluzione, non oso dire perfetta, però una soluzione veramente ottimale per il finanziamento di questo progetto, perché non solo abbiamo ottenuto il finanziamento delle condizioni comunque che erano state concordate vantaggiose, ma tramite questa collaborazione è stato trovato anche un contributo che ci ha permesso di avere il 50% degli interessi a tasso zero, quindi è stata un'operazione veramente ben riuscita.